Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati al Pala 1 dove sta per cominciare l'ultima giornata di regular season con un nuovo arbitro che esordisce oggi, signor Papa. Campo Dinamo Volta Real Conti a contendersi i primi 3 punti dell'ultima giornata. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni. Volta molto rimaneggiato con Portioli che va in porta, oggi poi Pellegrinelli, Matteo Ferrari, Pietro Ferrari che esordisce oggi e Carra. Real Conti con i soliti noti, Carini tra i pali, poi Locatelli, Addari, Moretti, Genovese, Zanaboni e Rinaldi. Conti che è lassù a orbitare nelle zone alte della classifica per arrivare tra le prime 3. Volta che cerca di evitare il play out. È vero che è una realtà abbastanza improbabile, ma sappiamo che nel calcio tutto è possibile. Siamo pronti a partire, mettetevi comodi, si comincia. Incontro Rinaldi, Zanaboni di prima in verticale per Addari, la prima occasione, Addari calcia col destro alto. Carra. La porta via Rinaldi che non calcia, c'è tutto solo Addari, servito Addari, addosso Portioli. Poi Locatelli, Portioli con un grande intervento. Va sul mancino, serve il capitano, Locatelli ricomincia dall'altra parte per Zanaboni, controllo così, la palla sul sinistro, non calcia, serve ancora il capitano che calcia adesso sul fondo. Poi la conclusione in diagonale di Zanaboni, palo interno e palla in rete, ce l'ha fatta pareggiare il Real Conti, ma soprattutto ce l'ha fatta segnare Zanaboni che era secco da un bel po'. 1-1, tutto da rifare per la Dinamo Volta. Pallone verticale, Carra chiude, Pellegrinelli ancora per Carra, col destro sul fondo, gioca bene la Dinamo Volta. Zanaboni sbaglia Zanaboni, allora Carra in contropiede, il tocco per Portioli, dentro ancora per Carra, quasi autogol di Genovese. Genovese controlla e calcia col diagonale, porta avanti il Real Conti con una gran giocata, anticipo secco e botta nell'angolino. Portioli non ha potuto nulla, 2-1 Real Conti, risultato ribaltato. Carra va via, Carra 2 volte, il tocco per Pellegrinelli che sparacchia alto. Un gran pallone, una grande occasione sul fondo. Ferrari dentro, non controlla Matteo. Allora Rinaldi, buona la palla per Addari che segna un grandissimo gol di prima intenzione con il colpo sotto a scavalcare Portioli. 3-1 Real Conti, gran gol di Addari. Ferrari all'indietro, Carra, poi Moretti dentro per Rinaldi per il 4-1, salva tutto Portioli. Locatelli gliela porta via, Locatelli, grande dribbling, Locatelli tutto solo, Locatelli la lascia lì per Rinaldi che mette dentro il più facile dei gol, il 5-1 del Real Conti, gran giocata di Locatelli che rinuncia a segnare per servire un comodo assist a Rinaldi. 5-1 Real Conti. Genovese dentro per Zanaboni, Zanaboni al limite, il tocco per Locatelli, le gira dall'altra parte, il colpo di testa, un altro grandissimo gol del Real Conti. Testa di Addari per Zanaboni che mette dentro la porta praticamente vuota, il gol del 6-1. Viene chiuso benissimo da Locatelli, ma fischia 2 volte il signor Papa. Duplice fischio, piccolo break, squadra di riposo per qualche minuto, super spot. Mamma mia. La prima partita è già un fenomeno questo. Questo è un difensore centrale stop. E poi la combina grossissima Portioli sul retropassaggio di Carra, rinviando addosso a Zanaboni, che non può fare altro che segnare, visto che a pochi centimetri dalla riga si fa anche male. Zanaboni. Calcio di rigore intanto per la Dinamo Volta, fallo di mano segnato dal signor Papa. Stanze, fischia Papa, parte Pellegrinelli contro Carini, pallone in rete, gran botta di Pellegrinelli. Per Carra prova ad andare dentro, spinge Rinaldi, calcio di punizione. Pellegrinelli sul pallone, fischia Papa, parte Pellegrinelli, gran botta, pallone in rete. In anticipo Genovese, poi Locatelli dentro per Addari, grande azione questa del Real Conti. Locatelli per Addari, un cioccolatino, Addari con il destro, il piede debole, mette dentro sul primo palo battendo Portioli, è 7-3. Portioli, brutta palla persa da Pellegrinelli che è un grande bomber ma ha evidenti limiti in fase di gioco con i compagni. Poi la perde Carra, va via Rinaldi, pallone in rete, caparbio Rinaldi a portarla via Carra e a battere con il diagonale Portioli. 8-3 se i miei calcoli sono esatti. Genovese, prova la conclusione Genovese, buca le mani al povero Portioli e trova il gol del 9-3
con una gran botta genovese. Occasione al volo. Poi Ferrari di prima al centro, la porta via Dari che la lascia lì a Zanaboni, ancora al centro per Dari e poi la mette dentro Zanaboni per il gol del 10-3 di Zanaboni. 9-3. Del 9-3, scusate, mi dicono dal coordinamento. 9-3. Poi Dari la lascia lì, Zanaboni dentro per la conclusione in rete da parte di Rinaldi e per un Real Conti che sa che deve segnare tanti gol per la differenza reti e continua a calciare in porta e a trovare reti. Questa è la 10ª, però comunque giocano tra di loro. Zanaboni recupera palla, Zanaboni le finte, Zanaboni calcia col sinistro e mette dentro il gol numero 11 per il Real Conti. Zanaboni, Rinaldi, scodella dentro per Zanaboni che la fa rimbalzare, poi la mette lì per Locatelli, segna anche lui. 12 con il gol di Locatelli. 7, 8. Quindi sono 12, 13. Più 10. Poi la grande giocata di Rinaldi che fa sedere Portioli e mette dentro il gol del 13-3. Del 13-3. Grande giocata di Carra, cost to cost. Carra alla fine lo chiude Locatelli, però non rimane lì. Carra non ci credo, a porta vuota. E poi il contropiede, è 3 contro 1. Portioli, vediamo se combina qualcosa. No, era impossibile. Segna ancora il Real Conti, il gol numero 14. 14-3. Moretti calcia, eccolo qua il numero 15. Gol di Moretti, è 15-3. Triplice fischio del signor Papa, finisce 15-3 per il Real Conti, che in realtà è comunque sicuro della sfida in semifinale contro la terza, perché la terza verosimilmente sarà Partizan Cardano, quindi anche la differenza reti sostanziosa non cambia molto la vita ai ragazzi del Real Conti. Comunque vittoria nell'ultima giornata e super spot.